Furto di gioielli. Entra in casa di un'anziana e la deruba. Succede a Vicenza. È il nipote della vittima, una 97enne con gravi deficit cognitivi e motori, a sventare il colpo. L'uomo, che assiste la novantenne quotidianamente, nota una macchina con due sconosciuti a bordo e il cancello d'ingresso dell'abitazione spalancato. Entra in casa e sorprende una donna a lui sconosciuta che tenta di giustificarsi sostenendo di aver riaccompagnato l'anziana dopo averla trovata in strada. Ma la storia non convince il giovane, che si insospettisce mentre la donna si allontana. A questo punto il nipote si mette all'inseguimento della sospettata e con l'aiuto di un passante riesce a individuarla poco distante. Prima di bloccarla però lei tenta di disfarsi della refurtiva gettando all'interno di un tombino diversi gioielli appartenenti all'anziana vittima. Nel frattempo, allertata, arriva la polizia. La sospettata, portata in questura, viene trovata in possesso di altri gioielli. L'intera refurtiva, del valore di circa 8.000 euro, viene recuperata e restituita. L'indagata è stata arrestata per furto in abitazione aggravato.